Un impatto così violento da sbalzare il motociclista a 30 metri di distanza e da provocare l'incendio dello scooter. Tragico incidente venerdì sera a Ponte di Brenta, costato la vita a Valerio Nigrelli, 61enne, commerciante del Portello. L'uomo stava tornando a casa dopo aver chiuso il suo negozio di informatica e assistenza computer in via Ognissanti, quando è stato centrato in pieno da un'automobile guidata da una 28enne di Noventa padovana. La ragazza da Ponte di Brenta stava andando verso Padova, non è ancora chiaro per quale motivo improvvisamente abbia invaso la corsia opposta investendo lo scooter guidato dal 61enne e colpendo anche un'altra vettura. L'uomo sbalzato a terra è morto sul colpo, la moto invece ha preso fuoco. Sotto shock la 28enne al volante pare abbia cercato di scappare a piedi, è stata fermata poco dopo dagli agenti della polizia locale e portata in pronto soccorso, rischia di essere accusata di omicidio stradale aggravato dall'omissione di soccorso. Sempre a Padova, invece, un anziano di 70 anni ha rischiato grosso la notte tra giovedì e venerdì, imboccando la tangenziale contromano. Numerose le segnalazioni giunte alla polizia di automobilisti che dopo lo svincolo tra via Armistizio in direzione Corso Australia segnalavano una macchina che correva in senso opposto. L'automobilista è stato fermato all'altezza di Curva Boston, era piuttosto agitato. Agli agenti ha raccontato di essere diretto in ospedale dal figlio appena ricoverato in area rossa. Forse l'ansia e lo shock e non si è accorto di aver imboccato la tangenziale contromano rischiando davvero grosso. Nel video infatti si vede come sfiora le auto che sfrecciano in senso contrario. L'anziano è stato sottoposto ad alcol test risultato negativo, gli è stata comunque ritirata la patente e l'auto sottoposta a sequestro per 3 mesi.